l'inquinamento significa il tumore. Però il fumo è anche per rappresentare la fumosità di tutta l'operazione, innanzitutto perché ci puzza di bruciato, che dentro la Veneto City SpA e dentro tutta l'operazione c'è la Mantovani con Baita, che è attualmente indagato per fatturazioni false in un'inchiesta che sta andando sempre più a fondo, coinvolgendo settori sempre più larghi e probabilmente anche politici. E poi la fumosità dell'operazione, nel senso che comunque, anche se sono stati presentati piani attuativi, in realtà Veneto City rimane attualmente una scatola vuota, e quindi noi con questa manifestazione vogliamo denunciare questo. Continueremo con azioni, con manifestazioni e soprattutto con la controinformazione per spiegare alla popolazione cosa succede passo passo e cosa possiamo fare per bloccare Veneto City. Secondo noi la partita è ancora aperta.